Stellantis si era impegnato negli ultimi anni, anche con il governo Meloni, con il ministro Urso, a tornare a produrre un certo numero di auto in Italia. Gli impegni si onorano, noi chiediamo responsabilità. Responsabilità al management che ha scelto in modo sbagliato, in molti casi, che ha portato via le produzioni dall'Italia lasciando a noi solo l'ammortizzatore sociale per i lavoratori. È perentoria Elena Donazzana, eurodeputata meloniana, sulla crisi di Stellantis che impatta in Italia ancora di più sulla già difficile situazione del settore automotive. Nelle ore in cui è stato convocato dal ministro delle imprese Urso un tavolo con i vertici del colosso italo-francese, questo ha fatto sapere che rinnoverà il contratto per i quasi 300 lavoratori di Trasnova per un altro anno. Ma questa decisione pare comunque non tranquillizzare politiche e lavoratori, con il timore che gli strascichi della crisi abbiano un impatto a cascata anche in Veneto. Dati i numeri, dato il quadro così fragile di un settore che peraltro era il più importante in Europa. L'automotive nasce in Europa, cresce in Europa, i grandi player sono europei e tutta la filiera di produzione è italiana in larga parte. Noi siamo tra i più raffinati, capaci e numerosi produttori della filiera dell'automotive, purtroppo aggiungo, perché questa crisi la subiamo più di altri. Sotto accusa la scelta di andare verso la decarbonizzazione imponendo al mercato un'unica soluzione, l'auto elettrica. È stata una scelta dissennata quella di voler forzare ideologicamente tutto verso un'unica soluzione, cioè l'auto elettrica, che non sta funzionando, i consumatori non scelgono questa via e le aziende sono in enorme difficoltà, quindi bisogna cambiare rotta. Ogni incentivo è una forzatura, si forza il mercato, l'incentivo droga il mercato, fa produrre e fa consumare perché c'è l'incentivo, non perché si sia veramente convinti di questo, e questo evidentemente quando smette l'incentivo fa crollare il sistema.